Non è lo stadio Euganeo e nemmeno l'Olimpico, ma il palcoscenico prestigioso è quello di Palazzo Madama, dove il Calcio Padova For Special ha segnato un gol davvero speciale in Senato, quello dell'inclusione con l'obiettivo di abbattere le barriere, soprattutto quelle mentali e culturali. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal senatore Antonio De Poli. Lo sport significa inclusione, lo sport significa benessere, lo sport significa stare insieme. Quindi per me oggi è un grande onore aver qui con noi i ragazzi del Calcio Padova 5 For Special, proprio perché significa ritornare in un contesto di normalità della vita di tutti i giorni che abbiamo visto dopo la pandemia, ma normalità anche rispetto alle persone. Nel corso dell'appuntamento sono intervenuti tra gli altri, insieme ai ragazzi, anche Davide Meneghini, consigliere comunale di Padova e dirigente responsabile Calcio Padova C5, e il presidente, lo stesso sodalizio Mattia Risi, che ha donato una maglia della squadra bianco-scudata al senatore De Poli. Giornata speciale per noi perché presentiamo la squadra special del Calcio Padova. Da qualche anno è partito questo torneo paralimpico che riguarda le persone con disabilità che hanno la possibilità in qualche modo di vestire la maglia della propria squadra, prima di tutto, e abbattere quindi quelle barriere dell'inclusione, perché il calcio, sappiamo tutti, è lo sport più amato in Italia, e quindi in qualche modo avviciniamo le persone alla disabilità, a far conoscere la disabilità in campo nello sport più amato degli italiani.